Per me è un onore presentare il protagonista di questa serata, il San Michele. E in questi 20 anni, ricordiamoci bene, dottoressa Cremaschi, che in questi 20 anni il nostro ospedale, così come quello di Cividale, è stato regolarmente privato di alcune funzioni e tutt'oggi quei numeri sono numeri da ospedali di rete e voi non ne avete minimamente tenuto conto. Questo sia chiaro. Il 31 luglio, con regolare protocollo raccomandata con ricevuta di ritorno, su delega del Consiglio Comunale, io ho invitato la Presidente e l'assessore Telesca a fare un tavolo di concertazione, tanto per essere chiari. 2. Io credo che veramente, ed è con dispiacere, con rammarico che dobbiamo fare queste cose, dove interverrà la magistratura o chi di dovere per bloccare le cose che non si potranno rifare. Io mi ha sollecitato Riccardi, ho sempre detto che io non ero d'accordo sul decreto Balduzzi, perché la sanità ce la pagavamo, l'abbiamo gestita bene, e quindi anch'io ho sempre detto, e perché qui me lo vedo in aula a consigliare, io ho sempre detto che non dovevamo aderire alla legge nazionale, perché vi do un dato, e do anche le fonti, Bocconi, quindi non è la mia parte politica, la regione Friuli Venezia Giulia dal 2001 al 2012 è stata l'unica regione che ha avuto un avanzo di bilancio in sanità di 211 milioni di euro. La più vicina a noi è il Veneto, meno 400 milioni di euro. La più lontana, la Regione Lazio, meno 12.000 milioni di euro. Quindi... E poi siamo arrivati a calare questa riforma dall'alto senza ascoltare i territori. Prima il consigliere Riccardi ha detto doveva esserci qui la Serracchiani. Secondo me doveva esserci qua 2 mesi fa la Serracchiani. È già detto. Allora io dico che ho stima personale di tutti voi che avete lottato per difendere il vostro ospedale, come io ho difeso il mio territorio, e vi dico quello che ho scritto alla Monica Ferragotto quando mi ha avvisato la prima volta per il Consiglio. Io ho mandato una lettera che ho riletto in Consiglio regionale. E cosa le ho detto? Ho detto che avete fatto bene a difendere il vostro territorio e che oggi che la riforma è approvata vi ho chiesto di continuare in questa lotta, perché questa è una riforma, perché il fatto politico, perché io non sono un medico, eppure ho dovuto votare il Consiglio regionale, perché si può votare una riforma della sanità senza essere medici, perché per essere consiglieri regionali non è indispensabile essere medici. Allora, attenzione, la riforma, cioè il percorso di applicazione della riforma, deve ancora iniziare. Avevo pensato di non intervenire, ma dopo l'intervento del consigliere Agnola non ho potuto. Il corso di questa riforma sanitaria è già iniziato ed è iniziato da Cividale del Friuli a luglio, prima ancora che il Consiglio regionale avesse l'opportunità di votarla. È iniziata spostando 6 milioni di euro che la giunta regionale precedente aveva designato per un investimento sugli ospedali di montagna, per un investimento sulle nostre strutture all'ospedale di Udine, non per generare. Mi chiamo Riccardo Riccardi, sono il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale che ha votato contro questa riforma. Io credo che la verità, che immagino non sarà, come dire, favorevolmente accolta, ma è che questa situazione è stata disegnata di fatto 20 anni fa. Cioè quando è stato, diciamo, Reggio Fassola sostanzialmente